Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Riprendiamo dunque con le nostre edizioni straordinarie dei telegiornali per aggiornarvi su tutte quelle che sono gli aggiornamenti e le tendenze relative all'andamento dell'epidemia di coronavirus nel nostro territorio, con le ripercussioni sul sistema sanitario ma anche su quello economico. E sono davvero molte, avremo modo di parlarne dettagliatamente proprio in quest'ora che precede l'edizione del TG del Veneto. Cominciamo comunque subito con i dati, vedendo insieme quelli che sono stati diffusi questa mattina dall'azienda Zero relativi ai contagi riscontrati a partire dalle 8 di ieri mattina fino alle 8 di questa mattina. Siamo a più 129 casi positivi in Veneto, quindi cresce ma a un ritmo inferiore rispetto a quello dei giorni precedenti, mentre è in decisa diminuzione il numero dei soggetti in isolamento domiciliare. Siamo a 7.886 soggetti in isolamento domiciliare attualmente positivi. Nella nostra regione sono 8.601. Quello che continua a rimanere molto pesante è invece il numero dei decessi, che sono 18 nelle strutture ospedaliere del Veneto, sempre secondo il bollettino dell'azienda Zero, ma sono notevolmente di più se si considerano anche i decessi che si sono verificati nelle case di riposo della nostra regione. Purtroppo il bilancio anche in questo caso è davvero drammatico. Per quanto riguarda invece i ricoveri, prosegue il trend fortunatamente di alleggerimento, diciamo, della pressione sulle strutture sanitarie, perché per quanto riguarda i ricoveri nei normali reparti di degenza per Covid, ovviamente siamo a un calo di 32 unità e un calo di 3 anche per quanto riguarda le terapie intensive. Ma quello che sta montando nelle ultime ore è soprattutto il malcontento in modo particolare di quelle categorie economiche che sono state escluse dalla prima fase della ripartenza appunto delle attività economiche. Parliamo soprattutto di attività di tipo artigianali, quindi le cosiddette attività di cura alla persona, estetisti, parrucchieri, per proseguire poi con baristi e ristoratori, e infine andare a tutto il settore relativo al turismo e agli stabilimenti balneari. Sta montando la protesta anche attraverso le associazioni di categoria. In modo particolare adesso dovremo avere in collegamento via Skype Vendemiano Sartor, presidente della Confartigianato della Marca Trevigiana, perché Confartigianato di tutto il Veneto, quindi di tutte le province del Veneto, proprio oggi hanno scritto una lettera indirizzata ai prefetti della provincia di competenza, perché molto preoccupati per il rischio di tensioni sociali che si possono appunto verificare nel territorio. Sentiamo, sì, vedo che abbiamo Vendemiano Sartor. Buonasera Presidente. Allora, sostanzialmente quali sono le situazioni che voi state riscontrando attraverso il vostro osservatorio, quindi le segnalazioni che vi arrivano da parte dei vostri associati, che vi hanno fatto prendere questa iniziativa, insomma, diciamo clamorosa, di scrivere ai prefetti proprio per il timore di queste tensioni sociali che possono sfociare in qualcosa anche di grave? Sì, intanto buonasera a tutti, grazie dell'ospitalità. È evidente che più noi andiamo avanti nelle chiusure, più le nostre imprese hanno delle difficoltà. E il motivo per il quale abbiamo spinto... Pronto? Mi sentite? Ecco, prego la regia di farmi capire se in onda lo stanno sentendo. Io qui dallo studio non riesco a sentirlo. Bene. Devo dire che più avanti si va col tempo, ed è evidente che più le attività sono in sofferenza e c'è il rischio che magari qualcuno non abbia poi neanche più la forza per aprire. Allora, mentre quando è stato detto dobbiamo stare tutti
fermi, nessuno obiettato, adesso credo che noi dovremmo fare un ragionamento più complicato e più, diciamo, realistico, perché non possiamo pensare che in un'economia di mercato la permanenza nel mercato delle imprese stesse non sia data dalla loro capacità, ma da un decreto. Questo è un po' il tema, no? È evidente che noi ci teniamo alla salute come tutti, ma ricordo solo che il 60% delle imprese dell'artigianato sono senza dipendenti, quindi sono uno o due soci, padre, figlio, eccetera, che possono tranquillamente lavorare magari senza creare sicuramente il problema di natura sanitaria. In particolare c'è poi quello che ci preoccupa, perché stanno nascendo dei comitati tra virgolette spontanei. Ecco, Presidente, allora mi scusi se la interrompo, perché io ancora non riesco a sentirla, quindi non so se magari dopo le faccio delle domande su delle cose che lei ha già detto. Allora chiedo ai colleghi nella regia se possiamo intanto mandare in onda un servizio che abbiamo realizzato proprio alla nostra redazione di Venezia questa mattina a Marghera, con la protesta degli acconciatori, dei parrucchieri, che è stata appunto messa in atto davanti alla sede della Protezione Civile del Veneto, dove era in corso il consueto punto stampa del governatore Zaia. Vediamo intanto questo servizio, poi ritorniamo da lei, Presidente. Noi abbiamo già tutte le attrezzature pronte per partire, eravamo pronti per partire, ok? Ovvio, ci aspettiamo le garanzie statali. Cosa ci hanno offerto? Nulla, nulla. Erano pronti a partire, ma la partenza è stata rimandata al 1° giugno. L'esasperazione di barbieri, estetisti, parrucchieri veneziani, tutte attività chiuse da mesi, come nel resto d'Italia, e in evidente difficoltà economica, si manifesta davanti alla sede della Protezione Civile del Veneto di Marghera, quartier generale dell'unità di crisi della regione per l'emergenza coronavirus. Al 1° giugno sono 4 mesi che non lavoro, sono 4 mesi che non produco reddito. Sono passato per negozio per vedere se è ancora in piedi. No. E sotto alla porta mi sono trovato quasi 1.000 euro di bollette da pagare. E io vivo con mia moglie con 600 euro e lei è in cassa integrazione, non la percepisce e quindi viviamo da 2 mesi con 600 euro. E tanti stanno vivendo con i loro risparmi, perché tanti devono ancora arrivare questi 600 euro. I risparmi finiranno anche, stanno già finendo e saranno anche, e tanti non hanno neanche più risparmi. Con tutti i milioni e i soldi che si mangiano loro, si pigliano 80-90 mila euro al mese, che ce li diano a noi che abbiamo bisogno. In questi 40 anni che io sto lavorando, ho sempre pagato. I signori al governo non avanzano niente da me, adesso loro devono aiutare me, devono aiutare tutti noi, non i calciatori. I calciatori possono starsene a casa con quei mega stipendi che si prendevano. Estetisti, barbieri e parrucchieri chiedono di poter ripartire, ma anche di poter ripartire in condizioni di sicurezza. Una lettera con le richieste della categoria viene consegnata all'assessore regionale alla sanità e al sociale Manuela Lanzarin. Questa è una questione che abbiamo già posto ai tavoli nazionali, ai tavoli della conferenza delle regioni, alla cabina di regia in cui non c'è il Veneto, ci sono le 3 regioni, ma però comunque che si fanno portavoci poi di tutte le altre regioni. 2, la fase 3 eccetera, e su questo c'è il nostro massimo impegno, perché capiamo cosa state dicendo. Io vi credo che voi fate del vostro meglio. Venezia città, il coronavirus è il secondo tremendo colpo dopo i danni subiti per l'acqua alta eccezionale di novembre. Questo era il momento in cui dovevamo tirarci su con la primavera e con l'estate e poter riguadagnare tutto quello che abbiamo perso. Invece adesso ci troviamo ancora fermi a casa e impotenti. Ecco, allora avete sentito nel servizio le voci degli acconciatori, dei parrucchieri, delle estetiste che sono ovviamente molto preoccupati per questo protrarsi della sospensione delle loro attività lavorative. Allora, vediamo se riusciamo a sentire ora l'audio del presidente Vendemiano Sartor, Confartigianato della Marca Trevigiana, proprio perché queste associazioni stanno raccogliendo il
il malcontento dei propri associati, hanno deciso in queste ore di scrivere, lo dicevamo prima, ai prefetti di tutte le province del Veneto, perché temono che ci siano delle tensioni sociali sui territori conseguenti appunto a questa situazione. Gli animi, ovviamente l'abbiamo sentito, sono esasperati, perché chiaramente rimanere senza poter lavorare per un periodo così lungo chiaramente diventa un problema enorme dal punto di vista economico. È chiaro quindi che se non ci saranno delle iniziative a sostegno, ma concrete e immediate, la situazione rischia veramente di diventare esplosiva. Vendemiano Sartor. Adesso mi senti? Sì, sì, adesso sì. Questo è un esempio, e per fortuna è stato un esempio di una singola categoria, ma anche nei nostri territori trevigiani vediamo che si stanno anche collegando altre categorie, tipo i bar, tipo i ristoranti, tipo altre attività al dettaglio dell'abbigliamento e quant'altro, calzature. C'è una serie di attività, soprattutto di piccola entità, che secondo noi con le dovute cautele potrebbero anche iniziare a lavorare. È evidente che ci vogliono delle situazioni di sicurezza, ma credo che sia dal punto di vista dell'operatore sia dal punto di vista del cliente ci siano tutte ormai le condizioni perché ci possa essere la massima attenzione. Io ho fatto una provocazione anche l'altro giorno, ho detto: ma se gli infermieri, i medici curano i malati con attenzione sanitaria, credo che sia molto più semplice per un barbiere tagliare i capelli a una persona o una parrucchiera e quant'altro. Già da tempo eravamo abituati ormai ad andare su appuntamento e credo che questa questione di andare uno per volta possa essere un elemento che garantisce. Negli botteghe più strutturate, dove ci sono più persone, evidentemente non è impossibile che possono fare anche magari una turnazione, quindi allungano il tempo di risposta e le persone credo siano anche disponibili a andare diciamo in orari diversi pur avere anche un elemento di cura. Ci sono poi un'altra serie di attività anche del comparto artigiano. Ricordo che anche non tutta l'edilizia è andata a lavorare, quindi credo che anche qua con le dovute cautele e con le dovute attenzioni non possiamo pensare che l'impresa da 2 o 3 addetti sia messa nelle stesse condizioni di un'impresa da qualche migliaio di addetti, quindi su queste cose noi chiediamo un po' di disponibilità. È evidente che se ci fosse un rapporto, diciamo così, più strutturato tra centro e periferia, io credo che potremmo avere le regioni da un lato e i comuni dall'altro che nei territori hanno più conoscenza, che potrebbero arrivare a dei provvedimenti molto più puntuali ed anche molto più efficaci. La gente si arrabbia perché è a casa, chiaramente, ma non è che pretenda di avere risorse o soldi, diciamo così, da qualcuno. L'unica cosa che pretende è quella di andare a lavorare. Questa è la nostra cultura del territorio e su questo credo dovremmo anche partire, perché tutto è poco, ma ricordiamoci che l'economia per ripartire ha bisogno di tutte le componenti. Allora quelle che possono partire prima senza creare disagio e danno è meglio che partano. C'è poi un altro elemento che fa un po' più arrabbiare. Io non ce l'ho nulla con chi è chiuso in casa, perché evidentemente anche la singola persona che sta in casa è limitata, però la persona che sta in casa è limitata, quando finisce il limite può andare fuori tranquillamente. Un'impresa che rimane chiusa, se rimane chiusa più del dovuto, alla fine non riapre più. Questa è un po' la differenza. Quindi credo che se uno deve andare a creare delle soluzioni più corrette, credo che convenga mandare magari meno gente a passeggiare e più gente a lavorare, e questo dico, perché alla fine questo serve, perché altrimenti la difficoltà diviene forte e le risorse del nostro paese non sono infinite. E ricordo solo
che i problemi li avevamo anche prima di ecco, questa Sartor, disgrazia. volevo chiederle però a questo punto, diciamo, se da un lato la comunità scientifica, quelli che sono gli scienziati, stanno, come dire, tirando il freno a mano, perché il timore grosso è quello che con una riapertura, diciamo, diffusa e generalizzata l'epidemia possa ritornare, si possano a questo punto raggiungere dei livelli di contagio addirittura superiori a quelli della prima fase, stando quelli che sono appunto i numeri che si sono man mano succeduti in questi mesi, nonostante l'isolamento totale delle persone. Quindi è chiaro che se più persone escono il rischio si moltiplica. Quindi per cercare di contemperare, diciamo, le due esigenze, da quanto ho capito, insomma, si sta cercando di procedere per gradi. L'alternativa, secondo voi, quale potrebbe essere? Perché è chiaro che mettere su questi due piatti della bilancia, da un lato la salute, dall'altro il lavoro, rischia appunto di creare delle situazioni di grande conflittualità che voi stessi, insomma, avete evidenziato molto chiaramente in questa lettera che avete inviato ai prefetti. L'alternativa quale può essere? Perché lei diceva poco fa più gente a lavorare, meno gente in giro. È chiaro però che anche le persone che magari non lavorano, che rimangono quindi chiuse in casa, sono abbastanza esasperate dopo 2 mesi di chiusura, senza poi pensare ai bambini, ai ragazzi e a quant'altro. Secondo voi quale potrebbe essere in qualche maniera la mediazione che si può trovare tra questi due aspetti? La mediazione è stata cercata all'ingrosso, mettiamola così, no? Perché è evidente che prima si parte, si fanno le cose abbastanza, diciamo così, all'ingrosso, però dopo bisogna andare anche nel dettaglio. E io non credo che le attività di cui stiamo parlando siano attività di pericolo di assemblamento, perché se io devo uscire da casa per andare a fare una passeggiata, nella stessa strada posso andare dal barbiere e sono sempre io, e lui è là e è da solo, non sono 100 persone che si muovono in blocco, 200 una fermata della metropolitana, una fermata dell'autobus. Quindi non è inconciliabile il movimento della persona con quello dell'attività. In un'attività di barbiere, parrucchiere, estetista ci sono che attività che hanno 4, 5, 6 persone che lavorano, ma è evidente magari che possono fare 2 turni e vanno a lavorare in meno, quindi sono più distanziate, l'accesso delle persone è minimo. Se io posso andare a fare una passeggiata, tanto meglio, posso andare a tagliarmi i capelli, faccio la passeggiata e faccio anche quel lavoro là. Quindi, ripeto, sono tante piccole cose che non sono oggetto di assemblamento, di pericolo di distanza, di pericolo di affollamento, perché abbiamo visto ieri pomeriggio che è stato liberato un po' anche il passeggio su alcuni percorsi, diciamo, è vero che la gente aspettava, c'erano tante persone che andavano in giro. Io credo per andare dal parrucchiere, dall'estetista o la cura delle persone, non credo ci siano migliaia di persone che vanno tutti una volta. Ripeto, chi è da solo non ha problemi, fa entrare una alla volta. Le strutture più organizzate possono anche mantenere le distanze, fare le distanze attraverso magari 2 turni dei lavoratori, e quindi anche l'accesso è molto limitato e l'accesso non crea sicuramente assemblamento o contatto. Io credo che gli strumenti, perché gli estetisti, insomma, i barbieri, non è che da noi siano all'anno zero, quindi dal punto di vista sanitario, adesso mascherine, guanti, sanificazione delle attrezzature e quant'altro, è evidente che magari devono avere un'attenzione in più. Tutto ciò che appoggiano su di me magari viene eliminato per il cliente che arriva dopo e avanti. Insomma, ecco, cerchiamo di non farla tanto più difficile di quella che è, perché la gente se vede in giro camminare e uno è a casa che non può lavorare si arrabbia ancora di più. Ripeto, fino a un po' di tempo fa, quando è stato detto fermi tutti, nessuno ha obiettato. Oggi è evidente che più lungo andiamo e più il problema economico c'è, si corre il rischio che uno da casa esca sempre per andare a passeggiare, uno poi andare a lavorare, si può correre il rischio che non ci vada più perché
ha dovuto chiudere bottega per sempre. Questo è un po' ecco, secondo voi potrebbe essere una soluzione anche chiedere un ulteriore incentivo di quelli che sono gli aiuti dello Stato proprio a queste categorie di lavoratori che sono costrette a prolungare di quasi un mese rispetto agli altri e forse anche di più nel caso di alcune categorie specifiche la chiusura, in maniera tale che ci sia un sostegno concreto e sostanziale al reddito di queste persone, visto che sono costrette insomma a tenere le loro attività chiuse? Guarda, ci sono delle iniziative che sono state fatte, ma quello che chiede la nostra gente, perché io dicevo prima, dobbiamo dare più spazio alle regioni e da loro il collegamento con i comuni, perché lo dico e lo dice uno che credo sia stato ritenuto un moderato, no? Ci sono nel nostro paese culture diverse. Da noi la gente non vuole l'assistenzialismo, vuole lavorare e guadagnarsi il pane, questo è. Dopodiché è vero che il governo ha messo i 600 euro, adesso questo mese ha detto che sono 800 euro, c'è lo studio nel decreto, questo qua che doveva essere per aprile, ma probabilmente sarà la prossima settimana, ma anche un incentivo, ho visto, di intervento molto più consistente per le microimprese. Però detto questo, e c'è la questione poi del prestito che è sempre un debito da pagare, l'elemento è, da noi la gente non ragiona in termini assistenziali, dice ma se io posso guadagnarmi il pane, perché devo venire a chiedere a te, lascia che mi arrangi e non ti chiedo nulla, questa è un po' la nostra cultura. Certo, voi come pensate in questa fase, in questa situazione, voi come pensate che reagiranno anche i clienti? Perché c'è anche l'altra faccia diciamo della medaglia, cioè il fatto che molte persone hanno ancora timore a uscire di casa, hanno ancora timore ad andare nel negozio piuttosto che nell'attività, insomma, salvo quei casi nei quali insomma siano più o meno costretti ad andare, ad esempio per fare la spesa alimentare. Quindi questo potrebbe anche, secondo voi, tradursi in un notevole calo delle entrate da parte di queste attività che comunque inevitabilmente saranno anche costrette, adottando delle misure di cui lei parlava prima, quindi un contingentamento dei clienti che entrano, dei turni eccetera, ad avere come dire, un numero sicuramente più basso di clienti a prescindere. Ma io credo che nella prima fase magari no, perché la gente aspetta e tutti quanti credo noi sentiamo il bisogno di metterci un po' in ordine, no? È evidente che se tutti noi abbiamo un nostro barbiere, una nostra parrucchiera, un nostro diciamo così, di riferimento, probabilmente un po' che ci fidiamo di queste persone, ci sono che la maggior parte sono rapporti anche di natura di conoscenza personale, quindi anche di attenzione. Poi ognuno di noi che è stato a casa tanto tempo ha avuto modo anche di istruirsi sulle questioni di tutela e credo che se va da uno che non le vede possa anche pretenderle, ma non credo che sia questo il problema, insomma. Ecco. Invece c'è un altro tema che non dipende più da noi, che non è che dipenda da noi, ma ripeto come associazione, ma magari è più del commercio. Il problema maggiore io credo lo abbiano magari i ristoranti nell'aprire, però anche qua dico, abbiamo mandato qualcuno nei cantieri a lavorare, no? Che a mezzogiorno deve mangiare, e se qualche ristorante compatibilmente con le distanze, compatibilmente che poi la sera magari e la domenica fa la consegna a domicilio, durante il giorno potesse anche aprire con qualche tavolo, credo potrebbe essere anche un elemento di ripartenza e di servizio a chi al lavoro ci può andare. Quindi io credo che non c'è un tema di bianco e nero, c'è un tema di costante, diciamo così, intervento sulla riapertura che possa andare nel tempo a ritornare a una normalità, ammesso che si possa tornare, ma sicuramente con queste nuove regole dovremo convivere, quindi prima si mette piano piano in moto il meccanismo e prima il meccanismo si riprende e comincia anche a
a produrre, no? Perché certo, Sartor, condizione imprescindibile per la ripartenza, naturalmente l'abbiamo più volte sottolineato, è quella naturalmente del rispetto di tutte quelle che sono le normative di sicurezza, che in particolare per alcune categorie di lavoro impongono anche, diciamo, degli investimenti comunque da parte dei titolari, impongono una riorganizzazione del lavoro. A questo punto come siamo? Come sono le aziende? Sono pronte per quanto riguarda appunto i dispositivi di protezione individuale, piuttosto che appunto tutte quelle misure che sono richieste per operare in sicurezza? Sì, le aziende sono pronte ed è evidente che anche qua ci sarà sicuramente, stiamo mettendo a punto e sarà pronto quasi nell'immediato un intervento da un lato da parte del nostro organismo bilaterale della sanità integrativa che si chiama Saniveneto, un elemento di aiuto anche per i costi di questi protettori individuali, soprattutto sanitari, mascherine e disinfettanti. Dall'altra parte abbiamo anche cercato di recuperare dall'ente bilaterale Veneto, quindi un elemento di recupero di risorse magari accantonate nei tempi passati, non utilizzate, per cercare anche di stimolare e di dare una mano poi anche nella spesa su queste cose qua. Quindi, sì, perché magari c'è anche chi sarà costretto, come dire, a riadattare un po' il proprio negozio, la propria attività, se vengono richieste determinate misure, piuttosto che 2 porte, una per l'entrata, una per l'uscita, o delle barriere che possano in qualche maniera distanziare o isolare tra loro i clienti. Ricordiamoci che andiamo anche verso una stagione abbastanza buona, no? E quindi c'è tutto il tempo anche di assestare, ma se io devo mettere un parapetto su un negozio, devo mettere un plexiglass che mi deve separare, diciamo, quello che io sto facendo come operatore dalla persona che sta aspettando, se diciamo uno alla volta, non è che possono essere 3 persone dentro nel negozio, ci saranno al massimo 2, quello che entra e quello che esce. Quindi con le dovute tutele credo che queste cose siano gestibili, insomma, ecco, la tecnologia ci aiuta. Abbiamo visto anche su alcune mense aziendali che le hanno attrezzate, alcune mense, diciamo, di ristorazione che hanno cominciato a mettere i pannelli e quant'altro. Quindi le attrezzature e le possibilità ci sono. Ripeto, la gente si è anche abituata all'ordine, non possiamo dir di no. E se mi dice tu vieni da me alle 6, io vado là 2 minuti prima delle 6, mai che vada troverò quello che esce e io che entro, e cercheremo di non avvicinarci. Insomma, ecco, ormai i comportamenti, credo, individuali li abbiamo assimilati. Le attrezzature ci sono, adesso c'è anche nel mercato, al netto di quello che fa lo Stato, una certa calmirazione anche nei prezzi delle mascherine e dei sanificatori. E quindi credo che il problema non sia questo. Insomma, le condizioni per la ripartenza da parte delle imprese che voi rappresentate ci sono sostanzialmente. Un grande problema invece sarà legato soprattutto al trasporto pubblico, l'ha sottolineato lei prima parlando. Sicuramente la riorganizzazione del trasporto pubblico per accompagnare le persone al posto di lavoro sarà sicuramente uno dei problemi più grossi da affrontare. In questo senso, anche da parte della categoria che voi rappresentate, delle ditte che hanno bus piuttosto che pulmini, proprio in questi giorni c'è stata anche un'iniziativa, no, di mettere a disposizione delle società di trasporto pubblico locale i propri mezzi. Velocissimo, Sartor, su questo. Sì, le questioni sono 2. Uno è un po' non andare in contenzioso con i comuni. Noi riteniamo che, essendo azienda del territorio, il nostro interlocutore ente comune sia l'interlocutore privilegiato, e con questo fare dei ragionamenti seri sia per quanto riguarda il trasporto scolastico, che è stato interrotto, per capire un po' come conciliare la necessità delle imprese di fatturare e dei comuni del mercato servizio. Ci siamo offerti, proprio perché i nostri operatori hanno anche i pullman fermi, di collaborare con il trasporto pubblico locale, con le società, perché se ci sono più mezzi a disposizione, evidentemente si può anche
riprendere quel servizio con meno persone. Sicuramente siamo consapevoli che gite scolastiche, gite società sportive, gite ricreative non ne saranno fatte. I nostri hanno i mezzi purtroppo fermi per questi motivi. Se c'è necessità di inserire, attraverso, nel nostro caso di Treviso con MOM, qualcuno di supporto a loro nelle linee, credo che possa essere un doppio vantaggio per chi fa il trasporto, perché ha la disponibilità e i cittadini possono usufruire in maniera seria e corretta del trasporto, e per chi ha bisogno di lavorare trova un modo anche di riprendere, perché ricordo che quella categoria è quella che è stata bloccata per prima e che è proprio a zero lavoro. Certo, quindi potrebbe essere in qualche maniera questa flotta, diciamo, di mezzi messa a supporto del trasporto pubblico locale per dare una mano in questo momento di sicuramente riorganizzazione completa di tutto il servizio. Sartore, io la ringrazio naturalmente per questo collegamento, ci aggiorneremo, vedremo come verrà accolta la vostra missiva dai prefetti del Veneto. Grazie e buon lavoro. Accennava. E grazie della disponibilità. Grazie a lei ancora, saluti. Allora, accennava il Presidente Sartor alla importanza del coinvolgimento del territorio e proprio di queste ore la richiesta di un incontro al Premier da parte del Sindaco di Treviso, che è anche Presidente dell'Anci Veneto, Mario Conte, che chiede appunto come gli enti locali vengano coinvolti maggiormente nella gestione appunto della fase 2. Quindi vediamo questo servizio. Ho già visto in collegamento, abbiamo in collegamento Skype l'onorevole Nicola Pellicani, deputato del Partito Democratico. Buonasera Pellicani, buonasera, grazie. Allora, buonasera, grazie per essere in collegamento. Allora vediamo insieme questo servizio, così poi avremo modo di commentare anche queste richieste che vengono dai primi cittadini di tutti i comuni capoluogo del Veneto. Sentiamo. Chiediamo di poter gestire anche la fase 2. A nome di tutti i sindaci dei comuni capoluogo del Veneto è Mario Conte, primo cittadino di Treviso e presidente dell'ANCI regionale, a chiedere un incontro urgente al Premier Giuseppe Conte per la gestione della fase 2. Dobbiamo portare le istanze dei nostri cittadini, dei veneti, del parrucchiere che si è incatenato, delle famiglie, al Premier Conte e fargli capire che in Veneto ci sono delle esigenze ben precise. I comuni veneti sono preoccupati per le modalità della fase di ripresa delle attività, che chiedono sia gestita con soluzioni su misura dei territori attraverso le istituzioni che più di altre hanno il polso della situazione, quindi comuni e regioni, di cui la richiesta di un incontro al Presidente del Consiglio. Vogliamo incontrare questo governo per fargli capire alcune cose. Punto primo. Se tu chiedi e dai la possibilità alle famiglie di tornare a lavorare, speriamo più presto possibile, dall'altra parte devi considerare che queste famiglie hanno dei figli e dove li metteranno se non in un asilo, nelle scuole, nei centri estivi? Ma se fino ad oggi tu non hai pensato a come poter organizzare questo servizio fondamentale alle famiglie, non ci preoccupi lo Stato, lo facciamo noi, ma ce lo dica. Altra questione sulla quale i sindaci di Treviso, Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Vicenza e Verona hanno idee e proposte per le proprie comunità è quella del lavoro. Non è più possibile ad aspettare. 35% delle attività della mia città è a rischio chiusura e nella migliore delle ipotesi quelli che riapriranno tagliando il personale. Sono già decine di migliaia le persone che hanno perso un lavoro. Dobbiamo ancora continuare ad aspettare? Ecco, allora avete sentito questa l'intervista e l'intervento insomma del Presidente dell'Anci Veneto e Sindaco di Treviso Mario Conte ieri sera a Ring. Non vedo più Pellicani, allora noi ci fermiamo per un secondo di pubblicità, subito dopo torneremo in studio per parlare ancora di quelle che sono le richieste che vengono dal territorio per la fase 2. A tra poco.
Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Allora ci colleghiamo subito con Nicola Pellicani, deputato del Partito Democratico. Buonasera ancora, grazie per essere qui con noi. Allora, ha sentito la voce che si leva dai sindaci del Veneto, dei capoluoghi del Veneto, che chiedono un maggiore coinvolgimento degli enti locali nella gestione della fase 2. Io credo che i sindaci abbiano ragione a chiedere di essere coinvolti. I sindaci sono la prima istanza, il primo sportello a cui si rivolgono i cittadini, ma credo anche che in questa fase eccezionale che stiamo vivendo c'è stato un primo momento in cui giustamente è stata centralizzata sul governo la responsabilità di prendere decisioni e sulle regioni. Adesso, man mano che entriamo nel vivo della fase 2, è giusto e corretto che siano coinvolte i comuni in primo luogo, che sono quelli a cui si rivolgono i cittadini per qualsiasi problema. Penso anche che i comuni abbiano ragione a chiedere maggiore coinvolgimento e anche sostegno da parte del governo, ed è quello che sta arrivando. Sappiamo che nei prossimi giorni arriverà il cosiddetto decreto aprile, che darà le prime risposte concrete a tutte le industrie, e anche arriverà il provvedimento a sostegno dei comuni, che significa sostenere i servizi, sostenere i cittadini. Ecco, c'è molto malcontento nelle categorie economiche del nostro territorio in queste ore, dopo il discorso dell'altra sera del Premier Conte, che ha illustrato quelle che saranno le fasi di questa ripartenza, di questa fase 2. In particolare il malcontento è soprattutto per quelle categorie che hanno visto rinviare a giugno la possibilità di aprire le proprie attività. Ci sono state proteste da parte dei parrucchieri, delle estetiste. Questa sera ci sarà un flash mob di baristi e ristoratori. Domani appunto sarà nuovamente la volta dei parrucchieri, che chiedono insomma in sostanza di poter lavorare in condizioni ovviamente di sicurezza. Peraltro il malcontento sta sfociando anche in alcuni casi in delle situazioni di tensione, tant'è che proprio oggi i presidenti di tutte le Confartigianato del Veneto hanno scritto ai prefetti della propria provincia di appartenenza di intervenire in qualche maniera, perché temono il rischio di tensioni sociali. Ne abbiamo parlato appunto nella prima parte di questa diretta con il presidente di Confartigianato della Marca, Vendemiano Sartor. Lei come vede questa situazione? Ci sono dei rischi concreti secondo lei di tenuta anche del sistema sociale nel nostro territorio, ed è in qualche modo si può venire incontro a queste esigenze di chi chiede di poter lavorare? Non vogliono sussidi, vogliono poter aprire, poter lavorare. Sì, è chiaro che bisogna lavorare, però poter lavorare in sicurezza. Io credo che bisogna venire incontro a queste giuste richieste di categorie che chiedono di lavorare, perché dobbiamo salvarci e tutelarci dal coronavirus, ma dobbiamo anche tenere in piedi l'economia, tenere in piedi le famiglie e il lavoro innanzitutto. Però questo deve avvenire in sicurezza. Abbiamo adesso di fronte alcune scadenze. Abbiamo innanzitutto il 4 maggio, dove aprirà l'industria manifatturiera, si comincerà a rimettere in moto l'Italia. Poi ci sono delle scadenze più lontane, il 18 maggio, dove apriranno negozi d'abbigliamento, altri esercizi, e poi il 1 giugno per ristoranti, parrucchieri, altre categorie. Effettivamente il 1 giugno è molto lontano. Adesso bisognerà considerare, secondo me, in corsa, se rispettando la sicurezza, rispettando quello che abbiamo fatto fino adesso, perché io voglio approfittare anche per ringraziare tutti i cittadini che si sono comportati in questi lunghi 60 giorni quasi di clausura, chiamiamola così, e hanno consentito però di limitare, di iniziare appunto la ripresa, seppur con grande prudenza, ripeto, dopo l'emergenza del coronavirus, che tante tragedie, come sappiamo, in tante famiglie ha causato. Siccome non vogliamo una ripresa, ma vogliamo governarlo
in regime di sicurezza. Io credo che il lavoro debba riprendere, dobbiamo fare questa sperimentazione intanto in queste prime giornate dopo il 4 maggio per capire anche come avverrà anche la mobilità, che è uno dei grandi temi, no? Come arrivare gli spostamenti per arrivare al lavoro, per raggiungere le famiglie, per tornare a casa. Ecco, io penso che dobbiamo ripartire, ma tenendo conto appunto delle esigenze di tutti. Quindi io credo che ci sia spazio perché il governo ascolti queste esigenze, se c'è la possibilità di ripartire prima, si possa ripartire prima. Ecco, secondo lei quanto si teme concretamente una ripresa del virus, una ripresa dell'epidemia? Perché in fondo è proprio questa la grande paura ed è proprio questo anche il motivo per cui il governo, mi sembra di aver capito, no, ha deciso di procedere con molta prudenza e per gradi. In questo momento nessuno lo può dire, infatti, no? Dobbiamo continuare la discesa e questo sta continuando, e questo mi pare un dato molto importante, però dobbiamo anche mantenere un comportamento sociale adeguato che non sarà quello di prima, ma noi ci auguriamo che al più presto noi potremo continuare a riprendere il nostro stile di vita di sempre, però questo sappiamo che ci vorrà tempo, l'abbiamo sempre detto, e quindi dobbiamo prepararci anche a riprendere una normalità che però dovrà essere in modo graduale e non sarà sicuramente in prima battuta come prima. Questo l'hanno sempre detto gli scienziati innanzitutto, che il governo giustamente ha ascoltato e ha adottato delle scelte che si adeguavano a quelle che erano le indicazioni di medici, scienziati ed esperti. Noi dobbiamo continuare su questa linea, sapendo però che non possiamo, come dire, fermare il mondo, fermare tutte le attività. Dobbiamo riprendere in sicurezza. Intanto sono finalmente sbloccate, a quanto pare, le mascherine, che quindi vediamo che tutti in giro sono dotati di mascherine e guanti non solamente per la quotidianità della vita, che significa andare a fare la spesa, andare nei posti di lavoro per chi deve raggiungerli fisicamente, ma significa anche sapere che ci sarà un tempo lungo. Dobbiamo quindi affrontare su questo tutte le emergenze anche economiche. Il governo insieme all'Europa ha messo in campo un volume di fuoco come mai era successo dal dopoguerra in poi, per far fronte a questa crisi che stiamo vivendo. Certo, la grande sfida adesso è velocizzare, cioè tutte le risorse e gli strumenti messi in campo per far fronte a questa emergenza devono essere disponibili in modo rapido. Questa è la grande sfida che abbiamo. Infatti in molti stanno ancora aspettando la cassa integrazione, in molti non riescono ad avere il famoso prestito, e quindi sicuramente anche quello è un aspetto che sta cominciando a far esacerbare gli animi delle persone, naturalmente. Non c'è dubbio, dobbiamo semplificare e accelerare, questa è la sfida che abbiamo di fronte, e su questo io credo che dovremmo essere tutti uniti su questa grande sfida che abbiamo di fronte. Poi ci divideremo quando sarà il momento delle elezioni, quando sarà il momento delle scelte elettorali, ma in questa fase io credo che tutti dovremmo remare per tenere a galla l'Italia, perché questa è la grande sfida e il grande impegno che abbiamo tutti noi davanti in queste settimane. Quindi io penso che bisogna andare incontro alle giuste richieste delle categorie. Prima mi diceva di questa iniziativa della Confartigianato del Veneto, io credo che si debba avere la massima attenzione su questo, e bisogna ascoltare le categorie, perché non bisogna che queste misure, che sono volte appunto a tutelare la salute, perché non dobbiamo dimenticare che per questo sono state adottate queste misure, però che non devono sfociare in esasperazione, e quindi bisogna verificare in concreto se c'è la possibilità di venire incontro alle esigenze di categorie economiche che hanno l'esigenza di lavorare. Se c'è la possibilità di farli lavorare in sicurezza, io credo che bisogna allargare un
po' le maglie. Quindi insomma qualche margine secondo lei c'è ancora per poter in qualche maniera insomma venire incontro a queste esigenze. A proposito appunto di categorie mobilitate, c'è quella della ristorazione, baristi e ristoratori, che proprio questa sera hanno organizzato un flash mob anche nella nostra regione. Vediamo, ne abbiamo sentiti alcuni oggi, vediamo il servizio che ci arriva dalla nostra redazione di Padova. Illumineremo tutti i nostri locali, sto parlando di ristoranti, di pasticcerie, di bar, e ovviamente invito tutti a farlo. Questo succederà in tutta Italia. La nostra è una forma di, non mi piace chiamarla protesta, però vogliamo farci notare. La signora Patrizia è una delle centinaia di ristoratori e baristi padovani che questa sera aderirà all'iniziativa Rialzati Italia, un flash mob alle 9 di sera per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'apertura di bar e ristoranti al 1° di giugno. L'iniziativa nella città del Santa è stata rilanciata dall'associazione Padova Non Si Ferma, che in questi mesi ha cercato di portare la propria solidarietà alla città. Abbiamo chiuso dall'11 di marzo e siamo sempre rimasti chiusi. La fortuna, tra virgolette, è che abbiamo creato questa associazione Padova Non Si Ferma, che mi ha dato la possibilità di praticamente di liberare la mente da certi pensieri e fare solidarietà verso gli ospedali, perché avevamo tanta roba che poteva essere in scadenza nei prossimi mesi. Per baristi e ristoratori la situazione in questi mesi è complicata e la prospettiva di un'apertura a giugno non l'alleggerisce. La situazione, come tutti sappiamo, è drammatica e siamo arrivati veramente a un punto insostenibile, per cui la data del 1° giugno non la vediamo certo come un futuro, non la vediamo proprio. Se decidiamo di aprire a tutti la circolazione, ma non ci sono più i negozi e non ci sono più le aziende dove andare a comprare, perché le aziende stanno morendo, saremo liberi di andare a passeggiare, ma non saremo più liberi di comprare e di poter rivivere una nostra vita. Io credo che se tutti diciamo che bisogna convivere con il virus, io credo che tutti gli esercizi commerciali, i ristoranti, i bar siano a totale e completa disposizione su come bisogna fare e siamo preparati per poterlo fare, ma in questo momento è vietato poterlo fare. Anche reinventarsi non è semplice per chi offre questo tipo di servizio alla cittadinanza. Abbiamo provato, cosa che non facevamo prima, a fare il take away, a fare la consegna a domicilio, però oggettivamente è difficile. Nel caso mio, io sono un'enoteca, faccio cicchetteria e vino, è molto molto difficile, quindi reinventarsi bisognerebbe avere una bella idea, cosa che io francamente non ho in questo caso. Ecco, Pellicani ha sentito, no, la voce dei baristi e dei ristoratori. È chiaro insomma che è un appello accorato, anche perché qualcuno delle varie associazioni ha fatto anche delle stime, insomma il 30% e forse anche di più rischia di non aprire proprio perché è destinato a chiudere, non ce la fa a rimanere chiuso per un tempo così lungo. Sì, stiamo parlando di 320.000 locali in tutta Italia e di circa 1.200.000 persone che lavorano in questo settore, quindi di tantissime persone, tantissime famiglie. E quindi in questo senso il governo sta studiando anche possibilità di sostegni a fondo perduto, come è stato fatto anche in altri paesi, che probabilmente arriveranno con i prossimi provvedimenti, oltre ai sostegni agli affitti. È certo che in questa fase non è pensabile tornare come prima, cioè i ristoranti, i bar, le cicchetterie che così tanto sono amate giustamente nella nostra regione in particolare, cioè sono i primi luoghi di assembramento, quindi dovremo studiare delle forme in cui siano usufruibili, praticabili questi locali senza che ci siano, almeno in questa fase ancora, forme di assembramento, ed è molto difficile questo crearlo. Quindi capisco da una parte la preoccupazione, la disperazione in molti casi
dei gestori dei bar, dei ristoranti, delle cicchetterie, delle centinaia di osterie che ci sono nelle nostre province, ma capisco anche la necessità di essere molto prudenti su questo, per cui sarà verificato sicuramente in queste prime settimane la possibilità di anticipare le aperture, però questo dovrà essere fatto nella massima sicurezza, quindi in una prima fase sperimentare come intanto si comportano le persone in presenza delle aperture, dei primi esercizi che saranno appunto a partire dal 18 di maggio. Sarà fondamentale questo. Fondamentale vedere anche come andrà la curva dei contagi in queste settimane, in queste prime 2 settimane di apertura, tutto sommato, per capire anche cosa ci è eventualmente consentito e cosa no, giusto? Se la curva appunto del contagio, la curva dei ricoveri, la curva appunto delle persone che si ammalano continuerà, come tutti noi ci auguriamo, a calare e a diminuire, io penso che si possa pensare di accelerare, però al momento io credo abbia fatto bene il governo a comportarsi in modo prudente, ecco. Certo, so che deve lasciarci, che ha un appuntamento istituzionale importante. Onorevole Pellicani, quindi la ringrazio per essere stato con noi e per averci aiutato a chiarire diversi aspetti di questa situazione difficile, naturalmente, che tutti noi stiamo attraversando e che sta diventando drammatica, in particolare per alcune categorie di lavoratori. Grazie e buon lavoro. Buonasera. Allora, abbiamo ancora qualche minuto di tempo, ne vorrei approfittare per vedere insieme alle risposte che sono state inviate proprio in questi minuti dalla Regione ad alcuni dei quesiti principali che sono stati rivolti dalle persone. Ne sono arrivati veramente a centinaia anche alla nostra redazione. Vediamo insieme alcune delle domande più frequenti, così speriamo in qualche maniera di dare una risposta anche alle tante persone che ci hanno chiamato oggi. Per esempio, allora, a seguito dell'ordinanza regionale, qui stiamo parlando dell'ordinanza che riguarda la Regione del Veneto, l'asporto può essere effettuato solo dalla macchina? Assolutamente no, quindi si può effettuare l'asporto dei cibi anche ovviamente senza la macchina. È possibile pescare nel comune di residenza? Sì, l'attività sportiva di pesca sportiva è da considerarsi inclusa nell'attività motoria ammessa quindi dal decreto, per cui i tanti pescatori sportivi potranno andare a pescare, ovviamente sempre con le dovute cautele, quindi rispettando quelle che sono le normative di distanziamento sociale e con l'obbligo dei dispositivi di protezione, mascherine e quant'altro. È possibile giocare a tennis? Sì, quindi gli amanti della racchetta potranno tirarla fuori e andare a giocare a tennis. Si possono vendere i vestiti per i bambini nei mercati? Sì, e questo era già nella ordinanza precedente. Ci si può recare presso il camper per la manutenzione anche del mezzo, anche fuori dal proprio comune? Sì, stante l'analogia con le seconde case, anche sotto il profilo dell'intervento della manutenzione. Le scarpe per bambini possono essere vendute nei negozi di vestiti per bambini? Sì. Un'ultima domanda poi dalla regia, chiamano, siamo al termine. Gli ambulanti che fanno somministrazione di alimenti e bevande nelle 2 ore possono svolgere la propria attività? No, perché non è ammessa la consumazione sul posto. Gli orti urbani possono essere raggiunti anche se fuori comune? Sì, se il soggetto naturalmente ha regolare titolo per poter coltivare l'orto. Possibile la passeggiata sugli argini dei fiumi? Sì. Le officine di manutenzione delle biciclette possono operare? Sì. Il cibo da asporto è solo quello caldo? Ovviamente no, si parla genericamente di cibo, quindi il gelato è assicurato e si può
provvedere all'apertura del cibo da sport nei giorni festivi, incluso il 1° maggio, sì. Ce ne sono anche moltissime altre, magari le vedremo nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali, perché sicuramente sono moltissimi quesiti che la gente si sta ponendo appunto in queste ore. Allora, questa edizione straordinaria del nostro telegiornale termina qui, noi ci rivediamo tra poco con il TG del Veneto. A tutti un buon proseguimento con i nostri programmi.